di attenzione? Ma la partita si mette in un certo verso, nel senso che il primo minuto del secondo tempo hai l'occasione per fare 3-0, nel secondo minuto del secondo tempo prendiamo il 2-1, quindi in quel momento un aspetto psicologico sicuramente subentra, sia per noi negativamente sia per Legnago che sente la possibilità di poter pareggiare, e su questo, sapendo l'importanza della posta in palio, è chiaro che magari la squadra in quel momento, insomma, sinceramente non sapeva come poter agire, se continuare ad attaccare, ma secondo me è stato anche bravo Legnago a non permetterselo, o cercare di difenderci come abbiamo fatto. L'unica cosa che probabilmente poi ci siamo difesi troppo spostando il baricentro all'indietro, bisognava creare delle situazioni pericolose in fase offensiva, cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare come abbiamo fatto in altre circostanze della partita, e quindi direi insomma che è stata una partita durissima, con un Legnago tosto e che ha lottato fino alla fine. Abbiamo tenuto botta e abbiamo portato a casa 3 punti importanti. Tra l'altro molto bene, insomma, i due attaccanti, Aliu e Michelotto. Fra l'altro Aliu è la terza volta consecutiva a marcatore, peraltro, e poi comunque anche dietro, insomma, Leonarduzzi, anche Trento, anche Sanavia, anche insomma capaci di andare e spostarsi lungo le fasce. Ma è stato fatto un buon lavoro. È chiaro che comunque anche Pirana ha fatto 2 interventi importanti e che ci ha tenuto in partita. È un buonissimo portiere, un giovane interessante che ci dà sicuramente un contributo importante. Quello che conta è in qualche maniera, insomma, tirar fuori nei momenti decisivi quel qualcosa in più che ci permetta di portare a casa non solo il risultato, ma anche una prestazione diversa. Noi dobbiamo essere bravi a migliorare in questo. Io penso che i ragazzi hanno tanta voglia di far bene, di portare a casa un obiettivo importante, però è anche vero che questo può mettere anche un certo tipo di ansia, cosa che però dobbiamo superarla se vogliamo essere una protagonista di questo campionato.